Arriviamo bene perché siamo stati fortunatissimi per il tempo che ci ha graziato e quindi non abbiamo partite da recuperare, questo è importantissimo. Siamo arrivati meno bene con questo problema della riforma dello sport che non ci fa dormire e che credo non faccia dormire nemmeno le società. I presidenti di queste società io li definisco, lo sapete, o eroi o pazzi, o tutti e due assieme eroi pazzi. Lo dicevo anche ieri sera in una società. Però hanno 1000 iniziative che permetteranno la sopravvivenza di questo sport, anche se il volontariato, che è stato sempre il volano principale per fare l'attività dilettantistica giovanile, verrà a mancare con questa appunto benedetta riforma. Io confido in loro, li ringrazio per quello che hanno fatto e che continueranno sicuramente a fare. Ringrazio tutti per l'atteggiamento e la pazienza che hanno nei confronti del comitato regionale e anche dei dipendenti, che anche loro si sono dovuti impegnare a fondo per questo nuovi adempimenti burocratici che sono intervenuti, contratti, portali della FIGC e quant'altro. Quindi buon Natale a tutti, nella speranza che il 2024 possa essere un anno più sereno, più fruibile sotto ogni punto di vista da parte delle società. In bocca al lupo a tutti, gli auguri e grazie a tutti.